Sicuramente è un processo che è partito con un handicap cronologico notevole e che ha fatto perdere a Roma circa 2 anni, adesso io all'epoca non c'ero, non so esattamente, ma mi diceva il collega De Bortoli che il trasferimento a Roma e il rientro da Roma del processo hanno portato via un paio d'anni abbondanti. E se consideriamo che la prescrizione complessiva è di 7 anni e mezzo e che si tratta di un reato complesso da accertare, che quindi ha richiesto dei tempi di indagine lunghi e richiederebbe dei tempi di dibattimento lunghi, praticamente la sorte di questo processo per l'esito finale della prescrizione era già segnata. L'organico, le risorse modeste che ha questa procura e anche il tribunale rispetto al carico di lavoro che è generato da un territorio con quasi 900.000 residenti, con un'economia particolarmente attiva, ha inciso anche sui tempi e ha sostanzialmente impedito di recuperare, almeno in parte, il tempo che si era perso con questa falsa partenza. A suo tempo so che il mio predecessore, il dottor Della Costa, e poi anche il dottor De Bortoli avevano chiesto rinforzi a Roma sia al Ministero che al CSM, ma rinforzi non ne sono arrivati.